Telespettatori di TVA, bentrovati a questo approfondimento che vi propone la nostra redazione. Ci avviciniamo a grandi passi alla celebrazione di una ricorrenza che è fondamentale per i cattolici e i cristiani, la Pasqua, che oggi vogliamo vedere con il contributo di personalità e di rappresentanti di diverse istituzioni che lavorano proprio per la Pasqua, si spendono per i valori della Pasqua e vedremo anche entreremo nel merito del suo valore, di come la società vive la Pasqua, ma di come ci siano persone che durante l'anno si preparano costantemente, tutti i giorni, per questo momento. E lo faremo con Don Diego Acquisto, parroco della Chiesa San Vito di Favara, che tra l'altro lo conosciamo tutti come raffinato anche uomo di cultura, e ancora con il teologo Nicola Madonia, con Alfonso Cutaia, superiore dell'Arciconfraternita Maria Santissima dei Sette Dolori, e con Andrea Papia, superiore dell'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso. Io vi ringrazio intanto di avere accolto l'invito della nostra emittente a parlare di questo tema. Cominciamo subito con Don Diego Acquisto. La Pasqua certamente rappresenta un momento di grande riflessione per la fede del cristiano, ed è un percorso che comincia da quel momento in cui viene cosparso il capo di cenere fino a quando poi c'è quella frase fatidica, non è qui, non lo cercate qui, è risorto. Ecco, vogliamo ripercorrere brevemente insieme questo periodo quaresimale? Sì, prima di rispondere a questa domanda, che è fondamentale, questa domanda per il tema che dobbiamo affrontare in questa discussione, ecco, vorrei io rivolgere un saluto e un pensiero alla città di Favara, che in questo momento ha vissuto un momento di grande dolore partecipando alla messa esequiale per il ragazzo Davide Licata. La comunità ecclesiale ha pubblicato un comunicato ufficiale che brevemente vi leggo, è breve. Il Consiglio pastorale cittadino e la comunità ecclesiale di Favara, addolorati per la dolorosa perdita del giovane Davide Licata, si uniscono alla mamma, al papà, ai fratelli e a tutta la famiglia per questa prematura scomparsa. Davide, nella sua candida età, già festeggia con Cristo la sua Pasqua. Noi viviamo ancora il Calvario e chiediamo a Lui il sostegno nel cammino verso la pace e la gloria di Dio. Unite nella prova, esprimiamo il nostro cordoglio. Un cordoglio al quale ci associamo anche noi, perché è un cordoglio sentito da tutti. E si parlava pure qua di Pasqua, perché la Pasqua è la festività fondamentale. Tutto è fondato sulla Pasqua. La stessa Chiesa esiste perché c'è stata la Pasqua. Se Gesù, messo in croce, messo nel sepolcro, fosse rimasto là, come pensavano il Sinedrio, scribi e farisei, le autorità politiche, le autorità religiose, pensavano di liquidarselo mettendolo in croce, sarebbe tutto finito se fosse rimasto nel sepolcro. Ma Gesù ha vinto la morte ed è risorto, ed è questa la verità fondamentale. La Chiesa è fondata sul sepolcro vuoto. La Pasqua è la festa centrale ed è un po' la metafora della nostra vita. Questo ragazzo ha raggiunto la Pasqua perché tutti siamo indirizzati all'incontro con Dio e celebreremo la Pasqua eterna con una vita che non finisce mai. Perché la vita eterna si chiama eterna perché non finisce mai, ma inizia già da questa terra. Nel momento in cui si conclude questa vita che stiamo vivendo e si inserisce la vita eterna, quella non finisce mai. Professore Madonia, una domanda che così mi faccio sempre quando si arriva a questo periodo. La Pasqua è una festa
che mette al centro il Cristo o mette al centro l'uomo? Cioè è una festa cristocentrica o antropocentrica? Come possiamo definirla? Ma io credo che le due cose non sono in contrapposizione, perché Cristo incarnandosi ha assunto l'umanità in maniera piena e totale, e questa umanità del Cristo proprio in questi giorni pasquali si nota molto bene, perché lui abbraccia la sofferenza e anche i limiti della condizione umana, compresa la morte, certo vissuta da lui in maniera particolare come dono, non semplicemente come sconfitta, però questo è il segno della piena umanità di Gesù, e lui ha vissuto da uomo vero e in maniera piena l'umanità. E dunque quando noi diciamo che è una festa cristocentrica, non possiamo non dire che è anche antropocentrica, perché Cristo è stato vero uomo e vero Dio. E allora credo che l'attenzione che dobbiamo avere a questa festa, guardando a Cristo che risorge, come diceva giustamente prima di me Don Diego, che è il centro della fede cristiana, la Pasqua di Cristo, non possiamo dimenticare che lui, Cristo risorto, è il Figlio di Dio incarnato. Con lui risorge anche tutta l'umanità, lui porta a una condizione nuova l'uomo, dopo aver abbracciato pienamente la sua condizione umana, dunque anche nel limite estremo anche della morte. Per cui è una festa dell'uomo, una festa del Cristo, non c'è dubbio. Solo che probabilmente la nostra Pasqua oggi ha smarrito un po' il senso del valore profondo della celebrazione pasquale, questo è il problema. E ci limitiamo spesso purtroppo soltanto agli aspetti esteriori, a volte folcloristici o soltanto sentimentali della festa pasquale, perdendo di vista quello che è la forza e la profondità della fede. Questo è il problema. Ci torniamo su questa cosa, perché però non si può dire che è o l'una o l'altra, l'uno o l'altra, mentre è attenzione all'uomo e attenzione al Cristo, non c'è dubbio. Torneremo ad approfondire questo messaggio che ha lanciato. Vi dicevo che parte integrante della Pasqua, ad esempio ad Agrigento, sono le arciconfraternite, che lavorano tutto l'anno e che vivono in questi giorni di preparazione alla Pasqua proprio dei momenti di grande fervore. Io vorrei, prima di sentirli, che la regia mandasse in onda un breve frammento di un servizio che abbiamo realizzato nel 2019, prima dello scoppio della pandemia, che ha rivelato alcuni rituali, alcune tradizioni sconosciute. Vediamo. È ancora buio. Sono esattamente le 3 del mattino della notte che precede il Venerdì Santo. La città dorme, ma alla chiesa della Dolorata di Agrigento i componenti dell'Arciconfraternita Maria Santissima dei Sette Dolori sono al lavoro. Per loro è una lunga notte di organizzazione e allestimento del simulacro della Madonna, che verrà da qui a poche ore portato in processione per le vie del centro storico. Una notte in cui fede, rituali e tradizione si intrecciano e che ci rivela particolari inediti ed emozionanti che caricano ancora più di significato i riti della passione e morte di Gesù Cristo. Ma come viene realizzato l'allestimento, nel quale dominano i fiori, ce lo spiega Alfonso Cutaia. Particolari inediti che abbiamo ritrovato nella realizzazione di questo servizio, che tra l'altro rivedremo al termine di questa puntata, perché è assolutamente interessante poi riprendere, dopo tutto quello che diremo, questo servizio. Lo manderemo in chiusura. Alfonso Cutaia,
Allora l'Arciconfraternita è al lavoro, come vi state preparando alla Pasqua? Innanzitutto colgo l'occasione a nome dell'Arciconfraternita per ringraziare l'emittente TVA nella sua persona per dare spazio, insomma, a questi eventi, a parlare comunque di ciò che è culto, tradizione e naturalmente fede ad Agrigento. Noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando sempre anno dopo anno naturalmente per migliorarci, ma per tenere salda quello che è da un lato la tradizione e dall'altro la formazione che l'Arciconfraternita di giorno in giorno, e quindi nell'arco di un anno attraverso il padre spirituale Don Lillo Argento dei seminari appunto per formare spiritualmente il confrate. E voi intanto chi può entrare all'interno della confraternita? Voi avete comunque una storia che si tramanda quasi di generazione in generazione. Esatto, sì. Intanto l'Arciconfraternita è stata fondata il 26 marzo del 1686, quindi diciamo che c'è una vera e propria storia ad Agrigento su questa Arciconfraternita. Naturalmente adesso far parte dell'Arciconfraternita è molto più semplice rispetto a come è stato negli anni o comunque nei secoli, perché fare parte dell'Arciconfraternita andando indietro sulla storia era quasi un modo, come dire, qualcosa di eccezionale, qualcosa che non era per tutti. Ma fare parte dell'Arciconfraternita bisognava fare un cammino particolare e comunque avere una personalità in grado di affrontare un determinato percorso spirituale. Adesso per far parte dell'Arciconfraternita comunque c'è sempre quel cammino di preparazione annuale attraverso dei seminari che facciamo mensilmente, oltre appunto a livello, questo a livello spirituale, a livello fede, perché comunque ricordiamoci che le Arciconfraternite sono in funzione della Chiesa. Naturalmente per diventare confrate, appunto questo cammino previsto con l'iscrizione, alcuni certificati d'obbligo di frequenza parrocchiale, perché comunque noi ci appoggiamo al santuario dell'Addolorata che appena visto, diciamo, Andrea Papia, anche per voi una storia lunghissima che comincia? 10 gennaio 1591 come Arciconfraternita, ma già esistevamo da prima come compagnia del Crocifisso. È nata allora il superiore, il vicario generale della cattedrale, è stata fondata in cattedrale con la nostra confraternita e già era uscita come nome Arciconfraternita proprio all'inizio, data la devozione che avevano i confrati da allora. E bene o male è data nei secoli, quest'anno abbiamo compiuto 432 anni, il 10 gennaio. Quindi più di 4 secoli. E in questi secoli la tradizione è stata quasi sempre rivolta alla devozione e al Santissimo Crocifisso. Noi zeliamo proprio la morte, la passione, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Questa è la nostra passione, la nostra fede. Quanti siete? Siamo circa 230, siamo iscritti. E anche da voi è una tradizione che si tramanda quasi di padre in figlio? No, non è padre in figlio, non è proprio una cosa familiare, è una cosa che le persone che vengono là, è proprio una devozione che hanno sul crocifisso, quindi non è proprio familiare, che sono ereditarie, è una cosa ereditaria assolutamente. Chi ha la devozione a fare questa processione, a produrre la fede cristiana, a stare insieme con gli altri, questo è la nostra, andare a essere tutti insieme per produrre
Grazie per l'esplorato Giuseppe, noi a Giuseppe Pollillo facciamo, come ha detto poco fa Alfonso, mensilmente delle riunioni. Quindi in queste riunioni noi ci riuniamo tutti e parliamo del Vangelo, quindi la nostra spiritualità è verso il crocifisso. Questo è il nostro scopo, è stato costituito per questo e ancora abbiamo questi sentimenti verso il testimone di Danilo Cristo. Acquisto, a Favara avete pure una confraternita, un'arciconfraternita? No, la nostra è una confraternita, non ha una storia così lunga come queste confraternite di cui hanno parlato adesso i responsabili. Credo che sia la confraternita più giovane della diocesi, perché è stata costituita con il decreto del Vescovo Ferraro a suo tempo il 5 di agosto del 2005. Prima della confraternita a interessarsi del Calvario. A Favara il Calvario è nel centro storico ed è nel centro forse anche proprio geografico di Favara, io dico anche il centro morale, perché è un punto sempre di richiamo per tutti, non c'è uno che passa, moltissime sono quelle che fanno il segno della croce anche restando in macchina, quindi è un punto di riferimento. Io sono da qualche anno a Favara, dal 1969 sono parroco in questa parrocchia e abbiamo costituito allora, rinnovato il comitato, e per 30 anni c'è stato il comitato. Poi ho creduto che fossero arrivati i tempi, erano maturi, e ne ho parlato col Vescovo che è stato d'accordo e quindi abbiamo costituito la confraternita che è nata, come dicevo, nel 2005, quindi ha quasi 20 anni di attività, insomma, fra 2 anni ne compie 20 anni. Fanno parte della confraternita una quarantina di persone che naturalmente si interessano del Calvario, di tenerlo sempre nelle migliori condizioni e poi organizzano i riti del Venerdì Santo, perché a Favara il giorno del Venerdì Santo una marea di gente si trova davanti al Calvario, la grande piazza Capitano Vaccaro davanti al Calvario o Piazza del Calvario o la piazza insomma Capitano Vaccaro contiene, si arriva, spesso i giornali parlano di diverse migliaia di persone, 3.000, 4.000 persone che assistono al momento importante di Gesù che viene messo in croce e poi la sera alla deposizione, ma in questo intervallo tra l'esposizione in croce verso le ore 13 e la deposizione dalla croce per iniziare la processione dell'urna col Cristo morto seguito dalla Madonna Addolorata, in tutto questo lasso il Calvario è meta di pellegrinaggio, un fiume continuo di gente che deve fare il viaggio devozionale e arrivare lì ai piedi della croce facendo la fila e sapendo attendere. E ci sono persone che magari fanno una visita più... E allora la confraternita ha organizzato 2 corsie, una corsia veloce, di quelle che insomma velocemente insomma si dirigono, di quelle invece che hanno la devozione di dover recitare a ogni gradino che salgono un credo, un Padre Nostro, un'Ave Maria, quindi c'è quella è per i devoti di questo tipo. Quindi, ma tutto si svolge nel massimo ordine, nel massimo silenzio, e veramente è una cosa edificante questa. Professore Madonia, quella che viviamo è una società abbastanza centrata sull'individualismo e proprio per questo abbastanza lontana da quelli che sono i concetti basilari della Pasqua, vista come momento di resurrezione, quindi che lascia tutto ciò che alla fine sono dei comportamenti diciamo poco consoni al dettame della Chiesa e quindi invece si proietta verso una vita nuova. Questa società attuale, con questo essere centrata su se stessa, diciamo che è abbastanza distante da quest'idea. Allora io le chiedo, qual è la percezione che ha il cristiano della Pasqua e quella che invece si rileva da parte di una società più varia? Ma questa è una domanda molto complessa e richiederebbe parecchio tempo per approfondirla. Io in 2 parole posso dire semplicemente che, a mio giudizio,
certo c'è un certo individualismo che determina a volte orientamenti di vita, scelte, condizionamenti e non aiuta molto a celebrare in maniera comunitaria questa dimensione della Pasqua e il valore profondo che essa comporta, sia nella fede che nella comunità ecclesiale. Ma a mio giudizio la cosa più rilevante è lo scollamento che c'è tra una manifestazione esterna, che a volte può essere soltanto folcloristica e non sempre piena di spiritualità, di profondo valore teologico e di fede, quindi che è più esteriore, anche se ha un certo valore, attenzione, non vorrei demonizzarla assolutamente, però non è ripiena proprio della pregnanza del valore della fede, del triduo pasquale, per esempio, anche del dolore, così come è vissuto da Cristo, dolore salvifico e della vita nuova della Pasqua. Mi spiego meglio: in tutta la diocesi, in tutta la provincia, in tutta la Sicilia, in tutto il meridione d'Italia, la Pasqua è molto celebrata, non solo nella nostra diocesi, ma per esempio ci sono manifestazioni ancora più grandiose ad Enna, a Trapani, ma già nella nostra provincia tutti i comuni hanno o la Via Crucis Vivente o le processioni notturne del crocifisso, dell'urna, del Cristo morto, eccetera. E però non so se a questo poi corrisponde una celebrazione interiore, spirituale, profonda del valore della Pasqua, perché come diceva Don Diego prima, la Pasqua è il centro e io direi anche la vetta della fede cristiana, cioè credere che Cristo è risorto, che ha sconfitto per sempre la morte ed è vivo ed è vivente in mezzo a noi ed è il Signore, il Salvatore del mondo, e averlo questo nella propria vita dopo che uno ha partecipato, mentre partecipa alle processioni, significherebbe veramente avere il massimo di comprensione di questo. Però spesso purtroppo non credo che tutte le persone hanno questo sentore. Certo, ripeto, è già un valore partecipare a queste tradizioni e vivere queste tradizioni, perché esprimono, secondo me, una vicinanza a Cristo sofferente dell'uomo di oggi e dell'uomo di sempre, che nella sofferenza si sente il bisogno di aggrapparsi a qualcosa, a qualcuno che lo salva e lo redime. Non so se rendo l'idea. Sì, questa è sì. la situazione così come la vedo io. E la Chiesa in tutto questo, quale ruolo ha in termini di sollecito verso questa? Ma la Chiesa, secondo me, sì, la Chiesa dovrebbe, ecco, come si è detto nel passato, evangelizzare queste tradizioni, cioè non cancellarle assolutamente, ma portarle la linfa della fede e fare splendere il valore che dietro queste tradizioni c'è, perché se queste tradizioni sono formate, ovviamente c'è un motivo e c'è una ragione anche teologica che è giusta e corretta. Il problema è quando poi si svuotano e diventano puro esteriorità, puro folklore. Don Diego, come rispondono all'evangelizzazione? Io condivido in pieno quello che ha detto qui il professore Madonia, e magari alle volte mi sento in imbarazzo perché qua c'è un docente di teologia con i fiocchi. Sì, la mia sensazione è che tutto quasi è concentrato con il Venerdì Santo, quando invece si deve concentrare tutto sulla Pasqua. Il Venerdì Santo è la preparazione, ma l'evento centrale è la risurrezione di Cristo. E questo Cristo, uomo e Dio a un tempo, che ha vinto la morte, ha lasciato il sepolcro vuoto e la Chiesa è nata da questo sepolcro vuoto. Quindi dovremmo fare qualche cosa di più. Adesso io non so che cosa veramente, però qualche cosa di più per fare capire che la Pasqua non è il Venerdì Santo, la Pasqua è il giorno della risurrezione. Il Venerdì Santo è una preparazione a vivere in pienezza l'evento risurrezione. Alfonso Cutaia,
Il Venerdì Santo è una preparazione che a un certo punto, voi ultimata, culmina nell'uscita della Madonna dei Sette Dolori dalla Chiesa. Ecco, voi che l'avete preparata, vissuta, cosa sentite al momento in cui esce dalla Chiesa? Allora, qualcosa che provo a spiegare perché più che altro la carica, cioè l'immedesimarsi appunto nella passione, nel dolore che ha nella fattispecie provato la Madonna, che io da alcuni paesi si dice Madonnara e Signorara, no? San Biagio. A San Biagio, esatto. Sì. Quindi vedendo il Redentore nella fattispecie scendere dalle scale nel fatidico incontro è una cosa molto emozionante, ma non perché si ha il peso addosso della statua, magari della banda, ma perché in quel momento si rivive ciò che è veramente successo, cioè l'incontro di Gesù con la croce e la Madonna che sta lì, che non è affranta, cioè perché sa che il figlio risorge, cioè sa che ci sarà un cambiamento, ma in quel momento è presa di paura, perché magari non so, è la stessa cosa, l'emozione che si prova, questo grande dolore, ecco, l'immedesimarsi. Papia, intanto voi poi, anche voi, avete un altro momento di grande emozione quando questo Cristo, dopo il peregrinare lungo le vie cittadine, ritorna morto, lo lasciate in cattedrale. Anche questo deve essere un momento di forte emozione, vero? Infatti circa alle 2, poi ci sarà la crocifissione. La crocifissione che quest'anno viene in cattedrale, come era prima del Covid. Questa crocifissione viene fatta abbastanza bene con una scenografia proprio dietro l'altare e proprio le persone piangono, proprio dentro la cattedrale piangono, perché aspettano questo momento da un anno e c'è proprio una devozione altissima, proprio, non si sente volare una mosca. Noi abbiamo una tradizione che quando mettono il chiodo al Signore ci battiamo le guance, sia per il primo chiodo che il secondo chiodo delle mani e il terzo chiodo dei piedi. Questo rito è proprio antichissimo, lo ripetiamo sempre ogni anno, proprio quando si mettono i chiodi. Poi ci saranno le 7 parole, poi predicate da Don Musso in cattedrale, ci sarà l'azione liturgica, sempre in cattedrale. L'azione liturgica è il centro del Venerdì Santo, quello che diciamo a tutti sempre, ricordiamo a tutti. Il Venerdì Santo, oltre alla processione, c'è l'azione liturgica, e devono assistere tutti. Se non si assiste a questa azione liturgica, sparisce il senso del Venerdì Santo, perché là c'è Gesù vivo, il sangue e il corpo di Gesù. Chi ha fede deve vedere questo. Quindi noi ci crediamo e la nostra è una propensione per la pietà popolare, quindi invitiamo la gente di venire e proprio invitiamo tutta la cittadinanza a venire in cattedrale, a venire alla processione, perché noi siamo per la pietà popolare, quindi investire per questo. A tal proposito, proprio qualche ora fa mi è pervenuta un'ordinanza del sindaco che stabiliva le nuove, diciamo il percorso che ritorna ad essere quello tradizionale. Sì, quale sarà? L'anno scorso purtroppo per il Covid abbiamo cambiato l'itinerario, quest'anno usciamo alle 9 dal Duomo, facciamo il vecchio percorso, quindi andremo sotto il seminario, andiamo verso Chiesa Santa Croce, quella antica, e andiamo ad incontrare la Dolorata alle 10, ci sarà l'incontro. Poi potremo salire verso via Garibaldi, tutta via Atenea, ci sarà l'incontro, e poi andiamo a via Atenea, scendiamo per via Pirandello, facciamo il giro di Porta di Ponte, di nuovo via Atenea e risaliamo per via Porcelle, Salita Cognata, San Girolamo, via Duomo, quindi saremo al Duomo. Verso le 2 ci sarà la crocifissione, come poco fa detto. Invece alle 7 e mezzo
su per giù, facciamo una deposizione. La deposizione è sempre un momento caratteristico, aspettato da tutti, il silenzio assoluto, quindi è un momento proprio toccante, particolare, troppo particolare. E usciamo con i simulacri dalla cattedrale alla scala centrale. Questo è anche un momento bellissimo, abbiamo da 2 anni che facciamo questo momento, che scendiamo insieme, sia l'urna con l'addolorata insieme alle scale. La scala è grandissima, quindi abbiamo lo spazio per poter camminare insieme. Proprio accanto scendiamo le scale, è un momento proprio particolare che abbiamo ideato da pochi anni. E poi facciamo la lezione normale della processione, andiamo per il centro storico, scendiamo di San Girolamo, Liceo Cognata, di via Porcelle, via Atenea, e poi ci sarà il discorso dell'arcivescovo che sarà circa alle 24 a piazza San Domenico, come ogni anno, e poi si dividono i 2 simulacri. La donata scende verso San Divario e noi da dietro San Domenico saliamo verso, che è il punto più bello, che consiglio a tutti di venire alla processione, perché arriviamo verso le 3 di notte, le 2 di notte al Duomo, ed è proprio una processione silenziosa, bella, accurata, bellissima, proprio una cosa che da gustare e da vedere, e da sentire più che altro. Sì, sicuramente sono dei momenti di grande emozione che hanno per noi agrigentini anche una colonna sonora che io direi che è la colonna sonora della sofferenza. Asi versate lacrime, e noi adesso ve la vogliamo proporre nell'esibizione del coro Magnificat, che voi sapete ha un'intensa carriera concertistica regionale e nazionale, e che ce la proporrà accompagnandola con la banda intercomunale Bellini diretta dal maestro Carmelo Mangione. Vediamo.
Sappiamo che il coro Magnificat rappresenta una delle realtà artistiche di grande rilievo per la nostra città, ma anche a livello nazionale e internazionale, e che nel 2018 si sono esibiti per Papa Francesco sotto la guida dei maestri Lilia Cavaleri ed Alessandro Patti. Riprendiamo quindi dopo questo momento di forte impatto emotivo. Voglio parlare con Don Diego Acquisto perché nei giorni scorsi lei ha lanciato un forte grido d'allarme parlando della triste realtà dei numeri che riguarda il clero agrigentino. Sempre più anziani e meno giovani, come va? Sì, il riferimento è a uno degli ultimi numeri del settimanale diocesano L'Amico del Popolo, che proprio aveva questo titolo e con cifre alla mano, ecco, descriveva la situazione attuale dei 243 sacerdoti che in questo momento siamo incardinati, perché ogni sacerdote deve essere incardinato in una diocesi. Attualmente i sacerdoti incardinati nella diocesi di Agrigento, sia secolari come sono io, sia religiosi, sono 243. Di questi 243, 64 sono ultra 75enni. A 75 anni il codice di diritto canonico prescrive che ognuno che ha delle cariche deve presentare la domanda di dimissione, poi dipende dal vescovo accoglierla prima o poi, insomma, ecco, ma deve presentarla. Quindi ci sono 64 sacerdoti già. Se si aggiungono a partire da 70, vediamo che oltre il 50% insomma c'è un clero anziano. E quindi c'è un problema che incomincia a porsi e quindi l'attenzione su questo. Il Vescovo ha convocato recentemente, proprio in questi giorni, mi pare che stamattina c'era qualche fotografia in giro, quelle che hanno compiuto 75 anni, da 75 anni in su, che sono 64, ma quelle che sono state presenti, io ero uno di questi presenti, siamo stati poco meno di 30, 28, 29 eravamo quelle che siamo state lì. È stato un bel momento, scambio di idee, poi abbiamo concelebrato assieme, abbiamo ringraziato il Vescovo per questo momento, c'è stato il pranzo comunitario, però il problema che si pone naturalmente è di pensare ai sacerdoti di questa età. Ci vorrebbe una casa di riposo dove poter trascorrere gli ultimi anni della vita, dopo una vita trascorsa a servizio della Chiesa, cosa che è stata anche detta anni fa, ma non si è fatto ancora niente. Speriamo che si faccia qualcosa per l'assistenza dei sacerdoti anziani. Professore Madonia, proprio prima di star male, Papa Francesco, noi tra l'altro seguiamo tutti quanti con apprensione le vicende legate alla sua salute e siamo tutti in attesa che torni a esprimere il suo ministero, ha detto: non possiamo essere cattolici eleganti, non possiamo essere cristiani da maquillage. Allora io le chiedo: perché ha sentito di esprimersi in questi termini Papa Francesco? Cosa manca ai cattolici, ai cristiani? Perché comunque il maquillage è qualcosa di esteriore. Sì, intanto anch'io mi unisco alla preghiera e ai sentimenti di augurio che un po' tutta la cattolicità sta esprimendo nei confronti del Papa, che in questo momento sta vivendo questo momento di difficoltà e di ricovero a Gemelli. E io sono convinto che presto uscirà e tornerà ad essere la guida ferma e sicura che ci ha abituato ad essere, a farsi conoscere. Ma guardi, l'attenzione del Papa è sempre rivolta agli ultimi, ai diseredati, a coloro che vivono nelle periferie, agli emarginati, e di questo lui ha fatto diciamo la sua bandiera per il suo pontificato. Pensi solo che il primo viaggio apostolico che lui ha fatto l'ha fatto proprio a Lampedusa per venire a piangere sui più di 360 morti
in seguito a quel naufragio dell'ottobre del 2013, che ha espresso già con questa visita quello che è il senso del suo ministero. E lui è per una autenticità, per una semplicità, per una verità del cristianesimo. Anche le encicliche che ha fatto, la bellezza del Vangelo e tutte le altre, Laudato Si, indicano questa semplicità del Papa, ma anche l'attenzione alle cose essenziali, fondamentali, al cuore del cristianesimo, che è il Vangelo e la carità, in poche parole. Per cui quanto si esprime contro chi solo esteriormente fa le cose, o solo per farsi, o solo per apparenza, o solo per farsi notare, evidentemente sta richiamando alla necessità di vivere in maniera autentica e con convinzione la propria scelta di fede, la propria religiosità. Io a questo riguardo vorrei dire, sempre parlando della Pasqua, anche della passione di Cristo, della sua sofferenza e della Pasqua, vorrei dire un concetto molto semplice. Io ritengo che, così come il Papa imposta la sua problematica, lui lega tutte le sofferenze umane, tutte le vicende delle tragedie umane alla croce di Cristo. E qui c'è un discorso veramente teologico, perché Gesù non vive questa croce per sé o solo per sé, ma la sta vivendo in maniera vicaria, al posto di tutti o abbracciando le sofferenze di tutti. E su questa croce mi piace vedere quest'anno tutte le difficoltà che la società di oggi sta vivendo, la guerra, le migrazioni, i naufragi, la carestia, la siccità, il problema climatico, il problema ambientale. Tutte queste cose noi le vogliamo vedere, secondo me, aggrappate a questa croce, portate come da una rete, legate a questa croce, perché su questa croce possono essere redente, possono essere cambiate, trasformate e risuscitate con Cristo. Io penso che questa possa essere un bel messaggio che io vorrei dare da questi microfoni a quelli che ci ascoltano, legando anche le proprie sofferenze, i propri limiti, le proprie incapacità, i propri fallimenti, le proprie morti quotidiane, ecco, a questa croce di Cristo, per vivere una condizione nuova. La condizione nuova è quella che è segnata dallo Spirito di Cristo, che dentro di noi ci fa nuovi. E questa è una forma, secondo me, molto bella di partecipazione alla resurrezione del Signore. Se noi ci lasciamo animare dal suo Spirito, viviamo in maniera nuova le cose che ogni giorno attraversiamo tutti. Tutti abbiamo limiti, tutti abbiamo fallimenti, tutti abbiamo sofferenze, tutti abbiamo delle croci. Ecco, queste croci del mondo noi le leghiamo alla croce di Cristo per viverle e per vederle in maniera nuova. Io credo che la grande spiritualità del Papa, che vuole portare proprio alla luce del Vangelo agli ultimi, agli emarginati, alle condizioni di difficoltà, ubbidisce a questo tipo di teologia. Proprio lì c'è Cristo che soffre e Cristo che deve risorgere, che vuole risorgere. Alfonso Daia, voi diventate arciconfraternita i custodi di una tradizione che nel tempo comunque vede il susseguirsi di generazioni diverse. Volevo chiedere, questa tradizione, mutando i propri rappresentanti, coloro i quali comunque se ne fanno interpreti, si mantiene sempre fedele nel tempo oppure ha qualche mutamento? Innanzitutto volevo aprire una parentesi allacciandomi al discorso, prima di rispondere alla domanda del professore, che tramite cioè questa speranza di cui parlava, noi abbiamo un'iniziativa per il primo anno che stiamo appunto elaborando quest'anno. All'ingresso del santuario la sera dell'Addolorata ogni persona può accendere una fiaccola della speranza secondo le proprie intenzioni, secondo i propri bisogni.
un modo per, appunto, per esprimere la propria intenzione, la propria difficoltà che sta provando attraverso l'accensione di questa fiaccola, che verranno messe lungo il sacrato dell'addolorata, un modo per segnare anche il percorso dell'ingresso fino dentro la porta. In merito alla domanda, come dicevo prima, la Confraternita è nata nel 1686, ha uno statuto proprio che si riassocia allo statuto della diocesi, che un po' tutte le confraternite hanno. Naturalmente con il passare degli anni qualcosa muta, però diciamo che essendo che c'è uno statuto, comunque delle regole da seguire, più o meno si possono portare delle migliorie, ma solo naturalmente secondo appunto le elezioni all'interno del Consiglio dell'Arciconfraternita. Comunque siamo abbastanza fermi su quello che è stato creato negli anni. Anche per voi è così? Anticamente le tradizioni erano diverse, molto diverse ad Agrigento, e ricordiamo il Beato Matteo che faceva la processione serale verso il Calvario, che era dietro il Genio Civile, quindi molto diversa da quella. Dal 32 abbiamo pure la processione mattutina con il Gesù Redentore, che si fa pure questa processione ad Agrigento, e la sera facciamo la processione invece con l'urna e con l'addolorata. Le tradizioni noi cerchiamo di mantenerle sempre ferme, perché dalla nascita fino ad ora poco è cambiato, però cerchiamo dall'ultimo decennio, gli ultimi 50 anni, la tradizione è quella, perché ci ricordiamo, noi già siamo un po' grandi di età pure, sono pochissime le cose cambiate, perché la tradizione deve essere salvaguardata pure, che sono cose storiche, non sono cose che noi possiamo inventarci dall'oggi al domani e cambiare tutto, assolutamente, perché noi la nostra cultura della confraternita è di seguire le tradizioni, perché se ricordiamo fino a 30 anni fa c'erano le candele in processione, tutte le signore grandi con le candele accese, con i piedi scalzi, e facevano il viaggio Beduri, si diceva qua ad Agrigento. Questo qua si è tolto 30 anni fa, 25 anni fa si è tolto, dato che le strade erano poi strusciolevoli con la cera, e che poi si metteva la sabbia, era un pochettino pericoloso pure il passaggio delle macchine. Io mi riferivo proprio a questi piccoli mutamenti, sì, dovuti fino a 25 anni fa c'era questa grandissima processione, sì, delle signore grandi sposate, le donne proprio scalze, con le candele accese, proprio una processione non veniva mai, lunghi chilometri ad Agrigento, che iniziava con queste donne. E questo si è levato 25 anni fa, ma prima addirittura con 4 geri, come fanno a Catania, ancora fanno a Catania. Questo si è tolto da Agrigento. Bene, bene, siamo quasi arrivati alla fine di questa trasmissione che chiuderemo rivedendo quel servizio della notte di allestimento del simulacro della Madonna Addolorata, ma prima di passare a quello e quindi lasciarvi con quelle immagini, io voglio fare un ultimo giro con i nostri ospiti. I tempi sono vicini per l'augurio di Buona Pasqua, ciascuno di voi ecco che ha una possibilità per rivolgere il vostro pensiero pasquale al pubblico. Prego. In questi giorni mi è capitato di leggere una frase di uno che non si professava cattolico, però i valori che esprime, che ha espresso anche nella sua vita, sono valori evangelici. La persona a cui mi riferisco era Che Guevara, del quale tempo fa veniva ricordato l'anniversario della morte. Questo rivoluzionario che mi ha colto questa frase: non perdere mai la speranza, perché i miracoli sono possibili ancora oggi. Che Guevara ci fu un periodo che era l'idolo
Io avevo riunioni di Azione Cattolica negli ultimi decenni del secolo scorso, mi riferisco, abbastanza piene di fervore, di impegno, di gente che sapeva, i giovani che conoscevano queste cose, volevano che io mettessi la figura di Che Guevara in sacrestia e magari visitando qualche famiglia di qualcuno di questi giovani che partecipavano a queste riunioni, ho trovato la figura di Che Guevara a casa, là, in quella famiglia. Io allora ho detto di no e direi no ancora oggi, perché ho risposto allora e lo direi ancora oggi: il crocifisso basta, il crocifisso è più che sufficiente, si è immolato sulla croce contro ogni ingiustizia di qualsiasi tipo. Che Guevara ha lottato per una giustizia umana, ha dei pensieri profondi che esprimono valori evangelici sicuramente, a modo mio di vedere, però il crocifisso basta. Il crocifisso ce n'è abbastanza, si è immolato sulla croce e dietro il crocifisso dobbiamo vedere il risorto e quindi la speranza. I miracoli ancora oggi esistono, abbiamo tanti problemi, ma l'augurio di buona Pasqua è che con l'impegno di tutti questi problemi possono essere superati. Professore Madonia. Io vorrei concludere con una frase del Vangelo di Giovanni: quando io sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Lasciamoci attrarre dal Cristo crocifisso e viviamo con Lui la gioia della vita nuova del risorto. Auguri a tutti. Io l'invito che faccio è quello alla popolazione diretta agrigentina, è quello di partecipare alla tradizione e comunque alla processione del Venerdì Santo, perché non è una processione delle arciconfraternite, ma è un patrimonio della città, cioè appartiene a tutti, quindi di partecipare in massa così come si faceva negli anni, perché comunque i tempi ci insegnano che questi 2 anni di pandemia abbiamo stoppato, che nessuno mai si poteva immaginare di fermarsi anche in questo, quindi partecipiamo con fede e soprattutto sentendo spiritualmente. Andrea Pappia. Io faccio l'augurio a tutta la cittadinanza sempre di venire in processione, sia pure l'uomo per la deposizione alla crocifissione, e l'augurio è della buona Pasqua, perché in questi tempi che passiamo, tutti i brutti momenti, che la misericordia di Dio è infinita, quindi pensare a questo, che la misericordia di Dio è infinita, ci dà una prospettiva col cuore sempre aperto, di andare avanti, quindi la speranza c'è, quindi dobbiamo andare avanti e pregare il Signore. Io ringrazio i nostri ospiti per il contributo di conoscenza che hanno regalato al nostro pubblico e vi lascio con quanto vi avevo annunciato, questo servizio che abbiamo realizzato nel 2019, che comunque è sempre attuale, riporta alcuni particolari inediti dell'allestimento la notte prima della processione del Venerdì Santo da parte dell'Arciconfraternita Maria Santissima dei Sette Dolori. A tutti grazie per averci sentito, per averci fin qui seguito e buona Pasqua. È ancora buio, sono esattamente le 3 del mattino della notte che precede il Venerdì Santo. La città dorme, ma alla chiesa dell'Addolorata di Agrigento i componenti dell'Arciconfraternita Maria Santissima dei Sette Dolori sono al lavoro. Per loro è una lunga notte di organizzazione e allestimento del simulacro della Madonna, che verrà da qui a poche ore portato in processione per le vie del centro storico. Una notte in cui fede, rituali e tradizione si intrecciano e che ci rivela particolari inediti ed emozionanti che caricano ancora più di significato i riti della passione e morte di Gesù Cristo. Ma come viene realizzato l'allestimento nel quale dominano i fiori ce lo spiega Alfonso Cutaia, che nell'ambito dell'Arciconfraternita riveste il ruolo di prefetto di Calvario ed è direttamente il responsabile del simulacro.
Sì, noi chiudiamo il santuario a mezzanotte, alle 3 ci diamo appuntamento nuovamente qui in santuario per iniziare, diciamo, i lavori di sistemazione della vara, della costruzione dell'addobbo floreale, in maniera che alle 7 garantiamo diciamo, il servizio pronto per la processione. Quella dell'allestimento è una tradizione che si perpetua e tramanda da intere generazioni. Alfonso ha iniziato all'età di soli 6 anni. Viene fatto un lavoro tutto rigorosamente a mano, in quanto vengono posizionati i fiori, costruiti gli addobbi floreali, partendo fiore in maniera da costruire appunto un addobbo in sé, perché comunque i fiori non vengono posizionati già con mazzetti prestabiliti, ma siamo noi a garantire, diciamo, l'abbinamento dei colori e della struttura in sé da mettere, da costruire. Noi abbiamo riservato, appunto, come dice lei, questa tradizione che si tramanda da persone in persone da quando è che esiste la confraternita. E infatti prima di noi ci sono state altre persone che ahimè hanno raggiunto via via e ci hanno insegnato come lavorare, come sistemare, come presentare il simulacro al massimo della bellezza, diciamo. La statua poi viene detersa e lucidata con una cura particolare. Appunto ho passato un prodotto che era un repellente, questo serve per evitare magari che la statua in legno, dato che diciamo ha tutta questa venerazione, appunto, e bisogna per diciamo salvaguardare la lente della pioggia viene passato questo prodotto che è un repellente e in più una protezione appunto del legno, e poi vengono preparati le luci per la sera, le luci che vengono messe dopo la deposizione, questa sera alle 7:30. Già da qui ci prepariamo le batterie, tutto ciò che necessita per fare in modo che alle 7 ci sia l'installazione delle luminarie. Il simulacro della Madonna è un'opera di pregio. Allora, questa è una statua in legno, appunto ricavata da un albero, che lo scultore Quattrocchi circa nel 1600 circa la costruì appunto come per la città di Agrigento. È un'unica copia, un unico esemplare, e viene custodito nella nicchia sotto il Calvario, visitabile tutto l'anno. Naturalmente c'è un altro il 15 settembre che è la festa dell'Addolorata, che il 15 settembre scende alla tribuna sopra l'altare e viene effettuata una piccola processione nel quartiere dell'Addolorata, appunto il Rabato. È una vera e propria festa e non una ricorrenza, in quanto appunto ricade il 15 settembre il giorno della festa dell'Addolorata. Spada, corona e mantello concludono insieme alle luci serali l'allestimento. I primi 2 elementi sono stati realizzati con più tipologie di materiali preziosi e vengono usati in base alle ricorrenze. Allora, sia il mantello che le spade, questi sono doni da parte dei fedeli che nel corso degli anni, per promesso, diciamo, hanno voluto far costruire questi accessori. Ne abbiamo diversi tipi, appunto, in argento e in oro. La distinzione che abbiamo fatto è quella di, durante l'anno, mettere quella in argento, sia per diverso disegno o lavorazione, sia appunto per il materiale.
Durante il Venerdì Santo, quindi oggi, metteremo quella in oro. Sono stati realizzati comunque a mano, o sono delle manufatture che vengono da Palermo, mentre il manto, che sta a indicare, diciamo che già è una tradizione che noi abbiamo ereditato, in quanto già in Spagna hanno la cosa di vestire le statue. È stato pure realizzato da una manufattura a Catania, consigliata al nostro Comprate. La Madonna rimane per tutto l'anno con questi accessori, appunto salvo imprevisti di restauro o qualche lavorazione extra. Poi c'è il culto del fazzoletto. Questo, ad esempio, ha qualcosa di sensazionale. È stato infatti realizzato e ricamato da una suora agrigentina affetta da cecità e riporta perfettamente i simboli della passione e morte di Cristo. Il fazzoletto, diciamo che negli anni abbiamo accumulato diversi fazzoletti che vengono portati dai devoti. Ognuno è ricavato a mano, è curato nei mini particolari con della lavorazione in pizzo, oppure punto croce, raffigurante magari la spada, il cuore con la spada, oppure il bambinello, e questo praticamente ogni anno, in modo a rotazione, viene stabilito il fazzoletto più bello, quello che magari può piacere sia a chi al committente che alla popolazione. La vostra arciconfraternita da quante persone è composta e quali sono i vostri compiti? Come collaborate? La nostra arciconfraternita è composta circa da 200 persone. A capo c'è un direttivo che viene eletto ogni 5 anni, il quale ne faccio parte anch'io, nel quale ognuno di noi abbiamo un compito ben specifico, dalla presidenza al responsabile dei portatori e del calvario, chiamato calvario appunto, della Madonna e della processione, al cassiere, al segretario. Questo durante l'anno facciamo delle attività seguiti da Don Lillo Argento, che è il padre spirituale, il quale ci guida oltre alla settimana santa, ci porta a delle altre attività, quelle che sono nel volontariato, in ospedale, prendersi cura magari anche al domicilio. Dopodiché facciamo ogni mese una riunione, appunto una riunione più che altro è un incontro spirituale di preghiera.